Il metano sarà presto una realtà anche per i cittadini di Favara, che potranno così godere dei vantaggi derivati dalla disponibilità di una fonte di energia sicura, economica e sostenibile come il gas naturale. Il progetto di metanizzazione del comune è stato illustrato questa mattina a Favara dal sindaco Anna Alba e dai rappresentanti della società Italgas in occasione di un incontro svoltosi presso l'Urban Center di via Pio La Torre a Favara. L'intervento comporterà complessivamente la posa di oltre 77 chilometri di condotte stradali per collegare alla rete oltre 8.700 utenze. Sarà una infrastruttura completamente digitalizzata, dotata di una diffusa sensoristica e controllata da remoto da un moderno e innovativo centro integrato di supervisione, già operativo dal 2019. Presso i clienti saranno installati contatori intelligenti di ultima generazione, smart meter, in grado tra l'altro di trasmettere automaticamente i consumi registrati e quindi di garantire massima aderenza delle bollette ai consumi realmente sostenuti. I lavori prenderanno il via lunedì prossimo, il primo cantiere sorgerà in via Aldo Moro, ma sentiamo la soddisfazione della sindaca di Favara, Anna Alba. Metanizzazione di Favara, ultimo atto o primo atto? L'inizio di un grande progetto. Oggi è una conferenza stampa per presentare alla città questo grande progetto che finalmente si realizza. Per me l'inizio sarà il 6, quando arriverà il primo escavatore a venire a effettuare i lavori in pieno centro abitato. Il quarto lotto partirà dalla zona di via Aldomoro, dove sarà realizzata la prima condotta di adduzione. È inutile dire di quanto io sia soddisfatta del raggiungimento di questi obiettivi, perché il primo sindaco donna finalmente porta il metano a Favara, un progetto che porta quasi la mia età, ho detto a più battute. È indubbio la soddisfazione, perché veramente nessuno ci avrebbe scommesso, e ringrazio Favara e i favaresi per aver dato fiducia alla mia amministrazione, e soprattutto il mio appello è di dire: abbiate pazienza, perché Favara sarà trasformata in cantiere, ma che ben venga. Aspettavamo da fin troppo tempo la realizzazione di questo progetto e finalmente ci siamo.